Disaccordi in merito alla vendita alla Regione della casa che fu del magistrato di Rosario Livatino. Casa Livatino non è in vendita, non si può calpestare la volontà del papà del giudice assassinato dalla mafia. Lo ha fatto sapere la proprietaria dell'immobile di Canicattì, Giuseppina Profita, tramite l'associazione Casa Giudice Livatino, presieduta da Claudia Vecchio. L'associazione indignata prosegue nell'apprendere dai social che la Regione acquisterà o acquisirà la casa del Beato e non consentirà di trasformarla in un freddo museo ipertecnologico. Come gestori e custodi siamo onorati che la Regione abbia posato lo sguardo su Casa Livatino, volendola inserire nella rete delle case museo, ma ci aspettiamo che contribuisca alla nostra opera. Casa Livatino è già un luogo di preghiera, di meditazione, di cultura aperto e tra la necessità di essere tutelata. Siamo disponibili a dialogare con la Regione che invitiamo a venirci a trovare per conoscere la nostra realtà, ma ci opporremo al trasferimento di proprietà affinché sia rispettata la volontà di chi è stato privato del suo figlio unico. Ricordiamo che la Giunta regionale ha deciso di inserire la casa di Canicattì del giudice Rosario Livatino nella rete delle case museo per valorizzare l'immobile dove il magistrato assassinato dalla mafia nel 1990 fu proclamato beato il 9 maggio dello scorso anno. Ha trascorso la propria vita. Qui è infatti possibile rinvenire e apprezzare importanti testimonianze del vissuto quotidiano di questo integerrimo servitore dello Stato e della fede cristiana che ha sempre connotato il suo agire fino all'estremo sacrificio. Con la delibera della Giunta regionale si è dato mandato al Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana di compiere gli atti necessari al Dipartimento regionale tecnico di determinare il valore dell'immobile per l'acquisto. L'iniziativa riceve invece il plauso dell'associazione Amici del Giudice Livatino Ollus, che si dice disponibile a collaborare per future attività in ricordo del magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Intanto arriva la precisazione dell'assessore regionale beni culturali e identità siciliana Alberto Samonà. La regione non ha acquistato la casa Livatino ma ha avviato solo le procedure per acquisirla al patrimonio regionale, procedure che prevedono diverse fasi. È chiaro che in prima battuta cercheremo un'intesa con i proprietari per verificare la possibilità, che auspico, di compiere un percorso insieme. Non mi meraviglia questa reazione perché ricordo, continua l'assessore Samonà, che gli stessi, quando la regione siciliana dichiarò la casa di interesse storico e culturale, hanno fatto ricorso al TAR e poi al CGA, cercando di impedirlo. I ricorsi, continua l'assessore, sono stati respinti dal febbraio del 2021 dopo il pronunciamento del CGA. Non è stato riconosciuto in modo definitivo l'interesse storico-culturale e questo è un bene perché un luogo così importante come la casa in cui Livatino visse fino a quando venne assassinato dalla mafia appartiene a tutti i siciliani.